Questo concetto che sto tentando di portare avanti un po' in tutto il mondo l'ho denominato Music of Becoming, musica del divenire. È una performance che si basa sul concetto, quello di risonanza empatica, stabilire una connessione con voi. La parola pubblico non mi piace, mi piace la parola persona. Questa musica nasce da questo rapporto, da questa risonanza empatica che si genera. Io non ho inventato niente, mi pongo nel solco di una lunga tradizione millenaria che questi tempi hanno dimenticato, che la civiltà, io chiamo la civiltà dell'orecchio, dell'ascolto, della tradizione orale. La tradizione orale è stata fondamentale, specialmente nelle antiche, nelle grandi tradizioni come quella indiana, come quella persiana, anche quella africana, quella dell'America del Sud. Mi sono accorto e ho preso coscienza di tante cose che stasera vorrei condividere con voi così ad alta voce. Innanzitutto, bene, sappiamo tutti che siamo bombardati dalle immagini. Oggi viviamo in una civiltà dove le immagini sono dappertutto, un messaggio attraverso l'immagine, ma non solo questo, non solo i media, non solo la TV, non solo i manifesti o le grafiche e tutto quello che è collegato all'occhio. In realtà questo modo di vivere la vita si aggancia a una parte del nostro cervello che viene chiamato emisfero sinistro, che è direttamente collegato all'occhio ed ha una peculiarità, diciamo, anche in termini, come si può dire, proprio cognitivi, perché il vedere il mondo, il sentire la vita con l'emisfero sinistro è come se noi ci privassimo di qualche cosa di molto più potente, molto più grande. Devo fare una masterizzazione col PC, noi mettiamo CD dentro e quella masterizzazione un tempo si faceva ad 1x, poi man mano le tecnologie si sono sviluppate e noi adesso le facciamo velocissime, a 20x per dire. Questo anche per dire, se dovessimo andare, che ne so, a Torino con la bicicletta, un conto, se ci andassimo con un biplano è un'altra cosa. La bicicletta è l'emisfero sinistro, è l'1x del masterizzatore, mentre una parte del cervello che in realtà è potentissima e che noi sfruttiamo poco, viene detto l'emisfero destro. Per anni questo emisfero destro è stato da tutti, tra virgolette, diciamo pubblicamente, un po' messo da parte, perché l'emisfero destro ha quella metodologia, che è una metodologia che presuppone lo sviluppo di una, chiamiamola sensibilità, ma non solo, è proprio la capacità di intuire, di andare oltre anche i processi molto banali e meccanici dell'emisfero sinistro, era appannaggio di pochi. Le potenzialità dell'emisfero destro lo conoscevano solo la casta dei sacerdoti, egizi, babilonesi, coloro che detenevano il potere, avevano le chiavi metodologiche per approcciare questa parte del cervello, e anche l'emisfero destro si impara. E Dante, per dire Dante, lo chiamava la via del cuore. Rumi, pure il grande poeta sufi e mistico sufi, ma non solo, anche il Cristo l'ha detto più volte: amare, perché poi in questo emisfero destro siamo tutti quanti collegati a una sorta di matrice, una sorta di energia che ci lega tutti, e se ci fate caso qualcuno di voi sicuramente, qualche amico, qualche familiare avrà avuto qualche esperienza magari di presagire qualcosa, di intuire qualche cosa che stava accadendo a una persona vicina. È un qualche cosa di serio, che noi abbiamo queste potenzialità, ma nessuno ce le insegna, perché tutta la nostra società è appoggiata a questo emisfero sinistro, all'immagine
e quindi è un apprendimento, diciamo, molto, come dicevo prima, elementare, e quindi non sviluppiamo i canali, non sviluppiamo le nostre potenzialità su questo emisfero destro che io chiamo la via del cuore, ed è agganciato ai sentimenti, è agganciato al sentire. Però, ritornando in sintesi, qual è la finalità poi di tutto ciò? La finalità di tutto ciò è stare bene con noi stessi e armonizzarci. Come vedete, i miei strumenti si abbracciano in una specie di abbraccio così ideale. Ci sono strumenti della tradizione africana vicino a strumenti super contemporanei. Io sono stato un pioniere di quello strumento che si chiama visalità. C'è una viella medievale, di solito vedete sui i portali, no, delle chiese medievali, quindi uno strumento nostro tradizionale, oltre al violino, gli ottoni. Poi ho una collezione di flauti, insomma, che vengono dalle varie culture, dall'Armenia piuttosto che dalla Turchia, dall'Iran, strumenti anche del nord Europa, legati alla musica celtica. Tutto ciò che cosa significa? Ha una valenza, ha un'importanza, a mio avviso, che è quella di valicare il pregiudizio, anche mettendo insieme, ovviamente avendo rispetto e coscienza, perché vedete tutti il mondo cosa è diventato, un grande bazar, il consumismo ci sta massacrando, un mega bazar dove l'imperativo è spendere soldi, pagare e niente, stare zitti e far funzionare le carte di credito. La cosa che è importante per quanto mi riguarda in questa ricerca è non avere pregiudizi, andare oltre, avere rispetto per le tradizioni, cercando di inglobarle, per poi in maniera, diciamo, personale, perché credo che ogni musicista, ogni artista, ogni persona che si esprime, ognuno di voi è unico, irripetibile e prezioso, e quindi in tutto questo, diciamo, con la massima umiltà cerco di far dialogare questi strumenti. Io spero, mi auguro, credo, questo l'ho imparato dagli africani, frequentando i loro villaggi, stando con i griot, stando con le civiltà, diciamo, cosiddette primordiali. Il contatto è fondamentale, il contatto tra le persone, e guardarsi, conoscersi, condividere un'esperienza come quella della musica. Qualcuno di voi si ricorda gli anni 70, quando la musica era anche rivolta, era contenuto. La musica è un qualche cosa di, è una medicina per i vari livelli. Quel ritmo, quella frequenza bassa crea uno stato nostro particolare dove i sensi si alterano, e quindi è normale che se non si è preparati a questo tipo di cose, se non si sa che il corpo reagisce al suono. La musica ha questo dono e questa forza di portarci innanzitutto in una dimensione dove il sentimento ci guida, quindi ognuno di noi si emoziona, ognuno di noi si ricorda, ognuno di noi lega la propria memoria a esperienze passate, a persone che non ci sono più, e a tutto un mondo affettivo che la musica tira fuori. Certo tipo di musica proprio per stare bene, e come vi dicevo prima è proprio una medicina. E ci sono due cose basilari. Uno è il respiro, la consapevolezza del respiro. Quindi ispirare e espirare, questo atto meraviglioso che è presente ovunque, e bipolare, e questo arsi intesi, notte e giorno, il sole e la luna, l'uomo e la donna, no? Questa bidimensionalità che ci circonda, e quindi percepire il respiro, molto importante. E un'altra cosa invece è il godere del silenzio. Prima di fare musica, imparare ad ascoltare il silenzio. Sono due cose molto importanti, perché la musica, quella vera, quella devozionale, quella che nasce dall'anima, è una musica che
nasce nel silenzio ed è una proiezione di questo silenzio. Perché tutto vibra, noi siamo in una sinfonia dell'universo dove tutto vibra, anche queste sedie, questo pavimento, noi stessi vibriamo, siamo vibrazione, siamo energia visiva. Però in realtà dobbiamo entrare, ascoltando il silenzio, dobbiamo entrare in una dimensione dove siamo noi stessi, la nostra anima e il nostro corpo, quindi diciamo che è un modo per entrare in comunione con noi stessi, perché oggi, se ci fate caso, tutto fanno tranne che metterci in contatto con noi stessi. Scoprire la gioia, sentire la gioia, e la musica porta gioia, la musica può portarci la gioia, e sia per chi la fa, ma specialmente per chi l'ascolta, perché chi la fa spesso non è cosciente, è un canale che fa musica, e iniziare questa esperienza insieme, vi propongo di mettere in pratica un po' insieme questi principi, il respiro e l'entrare in comunione con noi stessi, ascoltando il proprio silenzio, per far sì che entriamo in uno stato, ma non per la mia performance, proprio per voi, per il vostro piacere, per essere parte tutti quanti di questa esperienza, perché vi ripeto, io sono convinto che qui faccio solo da tramite, da coordinatore. In realtà tutto quello che nascerà è qualche cosa che c'è nell'aria, che ci abbraccia,